Nell'ultima intervista lei ha citato il tema dell'educazione prenatale. Che cosa consiste l'educazione prenatale? Quali sono i consigli principali da seguire? L'educazione prenatale, in sintesi, rappresenta un atteggiamento di attenzione verso il momento del concepimento, la gravidanza e il parto. Cioè rappresenta un'attenzione verso il bambino, un'attenzione che naturalmente passa attraverso i genitori, in particolare attraverso la madre. L'educazione prenatale sono quelle azioni benefiche che si possono fare nell'interesse del figlio. Quali possono essere, ad esempio, durante la vita prenatale, cosa può fare una mamma? Naturalmente avere uno stile di vita sano, entrare in relazione con il proprio bambino, comunicare con lui, perché il bambino, come si è osservato dagli studi sulla vita prenatale, è un essere sensibile, recettivo, che sente quello che vive la mamma. E naturalmente è anche molto importante che la mamma durante questo periodo viva delle esperienze ricche, significative, espressive, non so, ascolti la musica, si dia la pittura, faccia delle passeggiate in ambienti naturali, cioè tutto ciò che può in qualche maniera favorire il benessere. Però se noi guardiamo bene dovremmo non dimenticare che cosa? Cioè l'amore che i genitori hanno verso questo bambino. Perché accenno all'amore? Perché l'amore è accettazione, cioè il bambino sente se la mamma e il papà lo amano e lo accettano oppure se hanno verso di lui un atteggiamento indifferente. E voi capite che è molto diverso il nostro rapporto con una persona che ci ama rispetto a una persona che ci è in qualche modo indifferente. E l'amore è una grande forza, diciamo così, l'amore è la forza che sostiene la vita e dà anche al bambino, già fin dal grembo materno, lo stimolo e la voglia di vivere, perché vivere a questo mondo può essere veramente molto bello. Comunicazione con il bambino. Come si può comunicare con il proprio figlio? Sarebbe proprio quella dell'amore. In termini pratici che cosa vuol dire? Vuol dire accettare completamente il bambino per quello che è, con tutti i suoi pregi e i suoi limiti, e fargli capire che in qualsiasi momento i genitori, il papà e la mamma ci sono per dargli una mano. Ecco, se questo avviene, rassicura fortemente il bambino e il bambino si sente a suo agio per vivere le esperienze della vita, per relazionarsi con il mondo esterno, con i genitori e anche con gli altri, perché il bambino non è sensibile solo all'ambiente materno e familiare, ma è sensibile anche all'ambiente esterno, in quanto durante la vita prenatale lui sviluppa la capacità di percepire, di entrare in relazione col mondo, di sentire quello che avviene anche fuori di lui. È noto che la pandemia ha portato con sé maggiori preoccupazioni, anche con le restrizioni che vanno a limitare la nostra quotidianità. E la mamma, o comunque le future mamme, come possono isolarsi da queste problematiche? Allora, diciamo intanto che le difficoltà della vita, i traumi della vita, le negatività della vita fanno parte della vita, sono espressione di una realtà, quindi noi dovremmo sempre imparare a misurarci o comunque confrontarci con gli aspetti negativi della vita, come può essere la pandemia, come però può essere anche qualche episodio negativo, non so, la perdita del lavoro oppure qualche altra situazione di disagio familiare, la malattia di qualcuno, eccetera. Ecco, in questi casi ciò che non deve mai venire meno è la speranza nel futuro. E quindi il bambino che è nel grembo ha bisogno di sentire, soprattutto da parte dei genitori, da parte della mamma, che è vero che sta vivendo una situazione difficile, problematica, isolata, ma è anche vero che prima o dopo questo finirà e che la vita potrà riprendere e risplendere e si potrà vivere, diciamo così, in maniera piena la propria esistenza.